da TG Sicilia le principali notizie. Città violente, baby gang, aggressione a poliziotti e turisti, pestaggi in piena movida. Il problema sicurezza allarma Palermo e Catania. Il questore Laricchia ai nostri microfoni analizza il fenomeno e invita i palermitani a non voltarsi dall'altra parte. Nel capoluogo etneo in arrivo il ministro dell'Interno Piantedosi. Frenata dell'autorità nazionale anticorruzione sul ponte sullo Stretto. In Parlamento il presidente Busia parla di eccessivi rischi a carico della parte pubblica. Consumi in crisi ed economia ferma in Sicilia, si spende poco e solo per necessità. Secondo un report Confcommercio si allarga il divario tra nord e sud e sul fronte lavoro mancano le competenze. Il Banco Alimentare festeggia 25 anni di aiuti, programmata una serie di iniziative a beneficio di chi ha bisogno. Tra i principali obiettivi la lotta allo spreco. 400.000 euro per le celebrazioni di Santa Rosalia, avviata la macchina organizzativa per il festino. Fissato il budget, il Comune cerca partner. Quest'anno verranno ricordati anche Don Pino Puglisi e Biagio Conte. Mario Venuti lancia la sua nuova hit dell'estate. Il cantautore catanese sceglie un mix di italiano, napoletano e portoghese per la sua Napoli-Bahia. Calcio, con il congedo di Ferraro e l'arrivo del presidente Pellegrini in città, il Catania stringe il cerchio per la scelta del nuovo allenatore. 2 nomi in pole position. Bentrovati. Stretta antiviolenza a Palermo. Dopo gli ultimi episodi la polizia intensifica presenza e controlli nelle zone più a rischio. Abbiamo intervistato il questore Leopoldo Laricchio, che ai nostri microfoni parla del problema sicurezza in città, intervenendo anche sul recente pestaggio ai danni di un poliziotto al Borgo Vecchio. Marco Gullà. Violenza ingiustificata, baby gang in azione, movida selvaggia. Soprattutto il centro storico di Palermo, se di giorno è meta di turisti, al tramonto invece diventa un quadrilatero insidioso. L'ultimo episodio proprio qualche giorno fa in via Macheda, con l'aggressione da parte di 3 balordi ai danni di un quindicenne che ha riportato contusioni e la perdita di alcuni denti. Ma c'è un problema sicurezza a Palermo? L'allarme sicurezza è l'allarme che è un po' in tutte le grandi città italiane. Questo lo vediamo anche da quelli che sono i report del Sole 24 Ore recentissimo, quindi c'è una situazione da mettere sotto attenzione che impegna di più le forze di polizia per poter ridurre, diciamo, a una gestibilità migliore quelle che sono i fenomeni anche di criminalità cittadini. Baby gang in azione contro i giovanissimi, polizia e squadra mobile ne hanno fermate diverse in questi anni. Individuare una baby gang, comunque un branco, io più che baby gang in questo caso preferisco chiamarlo branco, vuol dire assicurare la giustizia e quindi impedire che commettano altri fatti di violenza. Secondo lei a cosa è legata questa violenza così anche a volte ingiustificata, inaudita? Può essere anche un mix di droghe, alcol, che ovviamente poi incidono tanto anche su questi episodi? Ci sono ragioni psicosociali, psicologiche, sociologiche, sulle quali naturalmente, non essendo la mia materia, non mi intrattengo. Il fenomeno sicuramente è aggravato, quantomeno aggravato, dall'uso smodato di alcolici, soprattutto alcolici somministrati ai minori, e droghe. E sulla responsabilità di alcuni cittadini che non intervengono quando assistono a degli episodi di violenza, il questore parla così. La situazione è piuttosto incresciosa, molto incresciosa, perché chi è presente a un fatto di questo tipo come cittadino e come essere umano è obbligato a prestare aiuto. Intanto continuano serrati i controlli nel quartiere Borgovecchio da parte della polizia dopo l'aggressione da parte di una quarantina di persone a un agente che aveva bloccato un ladro. Nel rione sono state eseguite perquisizioni e verifiche sulle attività commerciali e su locali. Sì, una risposta più che altro mirata
a vedere la situazione del quartiere, ma è una risposta, non è sporadica, sono almeno 2 anni e mezzo che facciamo i servizi ad alto impatto nei quartieri dove c'è una maggiore presenza di attività criminali. Questa rientra in quei oltre 400 servizi ad alto impatto che abbiamo fatto un po' in tutti i quartieri critici di Palermo. Il tema sicurezza resta di grande attualità anche a Catania, dopo l'annuncio del nuovo sindaco trentino di voler chiedere il contributo dell'esercito per un maggiore presidio del territorio e in attesa dell'arrivo del ministro dell'interno Piantedosi, che sarà domani in prefettura per un vertice sull'ordine pubblico, siamo andati a vedere qual è la situazione del centro cittadino con Eva Spampinato. Catania bella, intrigante, ma poco sicura. Lo denuncia chi vive e lavora al centro storico e anche chi lo visita, i turisti che si ritrovano a inserire la tappa alla questura nel loro tour etneo. Il nuovo sindaco trentino, non a caso, ha messo proprio il tema sicurezza al vertice delle sue priorità, assieme alla spazzatura, auspicando l'intervento dell'esercito. Diciamo, intanto è un deterrente, un sistema tampone che dovrebbe essere poi aumentato da un incremento dei vigili urbani. I comitati dei residenti del centro storico battagliano ogni giorno contro l'insicurezza. Noi come residenti subiamo continuamente danneggiamenti ogni sera. Si chiama lo street crime, cioè il crimine della strada, che sono i furti, ovviamente i furti di cellulare in cima agli elenchi dei furti, e poi naturalmente tutta questa, come possiamo chiamarla, aggressività diffusa. E poi ci sono i ristoratori che si trasformano in scudieri dei turisti, rincorrendo gli scippatori per le viuzze del centro storico. Quello che sui siti internet viene definito San Berillo Art District e che doveva essere un nuovo polo di ristorantini, street art e creatività, rimane uno dei luoghi meno sicuri di Catania. Ma sicuramente ci sono parti delle città che sono state prese in mano da extracomunitari, ma non per l'extracomunitario in sé. Prendi la zona di San Berillo, che è stata liberata dalla prostituzione, che adesso è diventata una terra di nessuno, dove si manifestano tantissime irregolarità. E questo credo che sia una delle cose urgenti da affrontare in città, perché San Berillo ce l'abbiamo alle spalle di un centro storico. Infine ci sono i proprietari di B&B che, oltre a fornire sorrisi, accoglienza e indicazioni, devono spesso aiutare i turisti con le denunce o addirittura soccorrerli. 2 turisti hanno subito uno scip, hanno perso tutti i documenti, quindi li ho accompagnati in questura. Qui siamo in Via Neve, proprio dove qualche tempo fa un turista polacco venne aggredito da un extracomunitario che voleva rubargli il cellulare e invece lo ha ridotto in fin di vita. Un altro episodio, una persona è stata molestata da un marocchino, sono sceso e l'ho allontanato. Come se n'è accorto? Sono accorto perché, affacciandomi dal balcone, ho visto che questa persona lo stava seguendo. E così occorrerebbe fornire una mappa della città rivisitata e corretta, con le bandierine verdi sui luoghi da visitare e le bandierine nere su quelli in cui stare con gli occhi aperti, ma per motivi diversi. Continuano le indagini per l'omicidio del trentenne tunisino Mansour Aitem, ucciso martedì sera in via Garibaldi a Pachino. Il delitto potrebbe essere scaturito da una rissa tra 2 gruppi di tunisini. Sulla scena del crimine i militari del RIS hanno isolato le tracce di sangue sull'asfalto, si cerca anche l'arma del delitto non ancora trovata, potrebbe trattarsi di un coltello o di una bottiglia di vetro. L'omicidio ha fatto scattare l'allarme di residenti e commercianti che chiedono più controlli nelle ore notturne per le continue risse. Il decreto legge che fa rinascere la società Stretto di Messina finisce nel mirino dell'anticorruzione. Il presidente dell'ANAC questa mattina ha denunciato al Parlamento lo squilibrio fra componente pubblica e componente privata in danno della parte pubblica. Manlio Viola. Non solo polemiche di carattere politico e attacchi sulla inconsistenza degli stanziamenti in finanziaria. Si abbatte un'altra tegola sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina. È quella dell'ANAC, l'organismo anticorruzione, che ha inserito nella sua relazione al Parlamento un capitolo dedicato proprio al ponte sullo Stretto. Nel decreto legge, secondo la relazione ANAC, ci sarebbe uno squilibrio nel rapporto tra il concedente pubblico e la parte privata a danno del pubblico, sul quale finisce per essere trasferita la maggior parte dei rischi. A dirlo personalmente
finalmente nella sua relazione al Parlamento è stato questa mattina il presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia, presentando la relazione annuale sull'attività dell'anticorruzione. Di fatto, la legge italiana che regola i rapporti di società fra pubblico e privato stabilisce che la parte pubblica deve essere in ogni caso maggioritaria, una condizione che non si realizzerebbe nella nuova struttura della società Stretto di Messina, così come rinata in base al decreto legge approvato la scorsa settimana. Non si tratta di una bocciatura però sul DL che si basa su un progetto elaborato oltre 10 anni fa. L'ANAC ha proposto infatti alcuni interventi che possono risolvere la situazione attraverso precisi emendamenti normativi per rafforzare le garanzie della parte pubblica. Questi emendamenti però non sono stati accolti dal governo in sede di conversione del decreto. La direzione investigativa antimafia ha confiscato beni per circa 6 milioni di euro su disposizione del Tribunale di Trapani nei confronti di Nicolò Clemente, imprenditore edile ritenuto contiguo al clan mafioso di Castelvetrano guidato da Messina Denaro. Nel luglio del 2018 Clemente era stato sottoposto a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in seguito alla quale è stato condannato in via definitiva a 15 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso. La confisca odierna riguarda l'intero capitale sociale e il complesso aziendale formato da 2 imprese attive nella produzione e nel commercio di conglomerati cementizi e nei lavori edili in genere, di 35 beni immobili e 32 mobili. In Sicilia si spende poco e solo per necessità. Il quadro di una economia in crisi emerge dal report di Confcommercio 2023. Si allarga il divario tra nord e sud nel settore produttivo, mentre sul fronte lavoro mancano le competenze anche laddove esiste una richiesta. Roberta Lunghi. Si spende meno e solo per particolari necessità. In Sicilia i consumi non decollano, complice il fattore inflazione che sta colpendo più di quanto abbia fatto il periodo della pandemia. Seppur esistano degli spiragli di luce, il quadro tracciato dall'Ufficio Studi di Confcommercio nel report del 2023 sulle economie regionali evidenzia i punti bui dell'economia nell'isola con prospettive poco incoraggianti sul fronte consumi. Si prevede una crescita minima dello 0,4%, mentre ricordo che l'anno scorso la crescita era stata di 5 punti percentuali. Resta un altro dato da prendere in considerazione, cioè che da quando è iniziata la pandemia sino ad oggi, quindi il periodo che va dal 2020 al 2023, si è registrato in complessivo un decremento dello 0,3%, come a dire anche oggi, ancora oggi non sono stati completamente smaltiti nel settore del terziario di mercato, soprattutto i danni causati dalla emergenza sanitaria. Si acuisce il divario tra nord e sud per quanto concerne i consumi, ma anche sul fronte produttivo. E così, se è vero che il prodotto interno lordo nel 2023 resta lontano dal meno 8% registrato nel 2020, è altrettanto vero che rispetto al 2022 mostra un rialzo lievissimo, pari allo 0,2%, al di sotto del più 0,5% di tutto il mezzogiorno d'Italia, che cresce 3 volte meno il nord. Facciamo i conti con performance negative rispetto al resto del paese, perché già nella nostra isola facevamo i conti prima della pandemia con una economia parzialmente depressa a causa di criticità ataviche che non sono mai state risolte. Quindi partivamo da una situazione di svantaggio. E se in termini di produttività la Sicilia resta ferma ai box, va male anche sul fronte lavoro, persino laddove le richieste emergono. E qui entra in campo la mancanza di competenze. La mancanza di competenze è dovuta al fatto che non si è riusciti a colmare la distanza tra formazione e le esigenze delle imprese. Quindi occorre dunque un sempre maggiore coinvolgimento da parte delle stesse imprese, degli indirizzi di studio che si occupano dei vari ambiti del settore ricettivo. Ma alla percezione di assenza di prospettive legate al futuro, l'altro lato della medaglia riguarda il proliferare delle aziende dei servizi di mercato rappresentate appunto da Confcommercio, con la speranza che la ripresa vera possa partire da qui.
La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato 30 tonnellate di olio d'oliva provenienti dalla provincia di Andria, destinate a una società del Trapanese. Nel corso di controlli nel porto di Palermo i finanzieri hanno intercettato un container che aveva all'interno un'ingente quantità di olio dichiarato come extravergine. L'ispezione della merce, attraverso il prelevamento di alcuni campioni analizzati dall'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ha fatto emergere evidenti difformità qualitative che non consentivano di classificare il prodotto come EVO, cioè olio extravergine d'oliva, e i militari hanno denunciato il titolare della ditta ritenuto responsabile della tentata frode in commercio. Il Banco Alimentare della Sicilia festeggia 25 anni con una serie di iniziative volte a promuovere l'impegno dei volontari per aiutare chi è in difficoltà e a promuovere la lotta allo spreco. Questa mattina all'Università di Catania è il primo appuntamento per parlare dei traguardi raggiunti e delle nuove sfide. Emanuela Corsi. Da 25 anni il Banco Alimentare della Sicilia apre le sue porte per dare un aiuto a chi è in difficoltà e per restituire dignità a chi ne ha bisogno. Un impegno che si è rinnovato negli anni con nuovi traguardi ed obiettivi. Ogni giorno vengono aiutati da una rete che in Sicilia è fatta di 740 strutture caritative convenzionate con noi, col Banco Alimentare, che non fa altro che provare a eliminare alcune delle sofferenze che ogni giorno affossano persone che possono esprimere tantissimo. Una macchina della solidarietà che opera sul territorio dove i volontari si trovano quotidianamente di fronte a storie di disagio sociale. Il senso di emarginazione, di abbandono e di esclusione che molte persone vivono e che li mettono nelle condizioni di chiudersi in loro stesse. Questa è al di là di ogni problematica di tipo organizzativo. Tutti noi viviamo tanti problemi organizzativi e un pubblico più vicino ci può aiutare in questo senso, ma soprattutto il grande bisogno e dovere che sentiamo di stare vicino alle persone che si sentono escluse. Tra i principali obiettivi del Banco Alimentare c'è la lotta allo spreco, come stabilisce la legge 166 del 2016 antispreco. Il modello del Banco Alimentare della Sicilia è un esempio in tutta Italia sul recupero del pescato, che è uno degli alimenti più complessi da recuperare, ma che dall'altro lato è fondamentale per la dieta delle persone. Quindi la legge antispreco, che ha inserito agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche, va nella direzione di incentivare il recupero di quei beni che si sprecano di più, appunto la frutta, la verdura, il pane, ma che sono fondamentali per la dieta delle persone. Un quarto di secolo che il Banco Alimentare festeggia con una serie di appuntamenti che pongono l'accento su attività di aggregazione e comunità, a partire dall'incontro odierno nell'aula magna dell'Università di Catania, dal titolo In rete costruiamo territori sostenibili. 25 anni di Banca Alimentare in Sicilia, l'impegno, i traguardi e le sfide per rendere sostenibili e inclusivi i territori. Via alla complessa macchina organizzativa del festino di Santa Rosalia a Palermo. Alle celebrazioni manca poco più di un mese, budget di 400.000 euro. Il comune cerca partner per l'occasione. La città a metà luglio ricorderà anche Don Pino Puglisi e Biagio Conte, il missionario laico scomparso di recente. Manlio Viola. 400.000 euro. E questo è il budget che il Comune di Palermo ha stanziato per il festino di Santa Rosalia 2023. Si tratta della 399esima edizione o, come la chiama l'amministrazione, l'edizione 400-1. L'idea è quella di un percorso partito lo scorso anno e che porterà in un triennio verso il clou delle celebrazioni proprio il prossimo anno 2024 nell'edizione numero 400. Ma intanto il festino va fatto e bene, possibilmente con pochi soldi. Per questo l'amministrazione chiede aiuto ai privati, si mette in moto la complessa macchina organizzativa quando manca poco più di un mese però e l'amministrazione comunale preme sull'acceleratore. La Giunta ha approvato un atto di indirizzo dell'assessore alla cultura Giampiero Cannella con cui, come prima cosa, si fissa appunto il budget a disposizione, 400.000 euro tutto compreso, in particolare 285.000 per la realizzazione del progetto artistico del corteo trionfale del 14 luglio, compresi però i fuochi d'artificio alla fine del percorso, Porta Felice, 25.000 euro per i servizi religiosi curati dalla cattedrale, 70.000 euro per le luminarie
veterinarie, 20.000 euro per i servizi di supporto, ovvero il piano sanitario e la prevenzione antincendio. Il finanziamento graverà sui fondi della tassa di soggiorno. Sull'Albo Pretorio l'amministrazione ha pubblicato l'avviso esplorativo, attraverso il quale si intende consultare il maggior numero di operatori del settore per individuare e acquisire la proposta artistica che ancora non c'è per la realizzazione del corteo trionfale dal piano Palazzo dei Normanni fino al Foro Italico, che si concluderà come sempre appunto con i giochi d'artificio e il sottofondo musicale. L'edizione 2023 avrà però anche alcune novità già individuate: musica, rappresentazioni artistiche, ma anche momenti dedicati al ricordo. Un richiamo alla memoria che si muove attraverso il sogno, che è il filo conduttore sia religioso che allegorico e che sarà tema centrale dell'organizzazione di quest'anno. Oltre al classico percorso ormai assodato che si snoda da piano Palazzo, ovvero da Palazzo Reale, lungo Corso Vittorio Emanuele fino al mare, non mancheranno alcuni momenti particolari come le esibizioni curate dal gruppo musicale del Teatro Massimo e dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti e un momento dedicato al ricordo dei palermitani illustri, amati dalla città e dai suoi abitanti, in particolare Biagio Conte, spentosi di recente, e Padre Pino Puglisi. Il legame tra Napoli e Salvador de Bahia sullo sfondo di un ritmo coinvolgente. Il cantautore catanese Mario Venuti ritorna con un singolo che anticipa l'uscita di un nuovo album e invita i TikToker a ideare un balletto legato alla sua canzone. Lo intervista per noi Roberta Lunghi. Salvador de Bahia. Un eterno presente da vivere, non il passato e nemmeno il futuro. L'atteggiamento nei confronti della vita è solo uno dei fili che legano due luoghi geograficamente lontani, ma vicini per mille sfaccettature: Napoli e Salvador de Bahia. E Mario Venuti, cantautore abile a cogliere le vibrazioni che accomunano luoghi del mondo grazie alla musica, torna con un nuovo progetto anticipato dal singolo che si preannuncia come distintivo dell'estate 2023. Due città apparentemente distanti hanno alcuni punti in comune, soprattutto sono un marchio identitario per le rispettive nazioni. Cioè Salvador de Bahia culturalmente è caratterizzato per la musica, la religiosità, il culto afro-brasiliano caratterizzano tutto il Brasile. Napoli allo stesso modo. Per esempio la canzone più famosa italiana nel mondo qual è? Un Sole Mio, che è una canzone napoletana cantata in napoletano, quindi Napoli per l'Italia è un marchio identitario. La musica, ma anche la religiosità e poi la passione calcistica. Maradona e Pelé che sono lì, che nella canzone li immaginiamo in perfetta armonia, che giocano, si divertono. Lucariello dice arriva mare, Maradona e Pelé, che pazziano. In questa canzone, dal ritmo travolgente del samba reggae che Venuti sperimenta per primo in Italia e dal contenuto che è quasi analisi sociale, cantate in italiano, napoletano e portoghese, Mario Venuti ha voluto con sé Lucariello, già famoso per la colonna sonora di Gomorra, che rappa in un napoletano stretto, Fabiana Martone, voce dei Nugenea, e il percussionista cantante bahiano Nenei Santos. Strizzi ancora l'occhio al tuo eterno amore Brasile. È vero che lo leghi con Napoli, ma la saudade c'è sempre. Sì, diciamo che questo può sembrare un po' un anello di congiunzione fra il disco precedente Tropitalia e quello che uscirà in autunno, che comunque è molto di più perché c'è un crossover, un'evoluzione, non è soltanto Brasile, ci sono altri ingredienti. Il ritmo porta con sé la voglia di ballare e magari sperimentare movenze ad hoc. Per questo Mario Venuti, pronto a un'estate ricca di live dalle varie sfumature, lancia il suo invito. E per Salvador de Bahia si aspettano dei TikTokers che possono creare un balletto a disposizione. Napoli, Bahia. Sarà sicuramente divertente. Breve pausa, subito dopo il calcio con le prossime mosse del Catania. A dopo. Riprendiamo con il calcio. Il congedo ufficiale da Ferraro e l'arrivo in città del presidente Pelligra danno impulso alla ricerca del nuovo allenatore per il Catania. Due i nomi più quotati. Marco Carli.
Il dato certo risaputo da tempo, al di là delle comunicazioni ufficiali, è il fatto che il Catania riparta senza Ferraro. Adesso con l'arrivo di Pellegrini in città si attendono i prossimi passi. Il numero 1 del club resterà in Italia fino a domenica 18 con possibili puntate di lavoro anche a Roma e a Milano. Mercoledì ha visto la squadra femminile impegnata con il Tarros e sconfitta nella Coppa Italia Eccellenza. Poi è stata a cena con la dirigenza rossa-azzurra, un prologo di tanti incontri che si verificheranno in questi giorni. Una delle prime tappe è la trasformazione della denominazione sociale, la SRL, con la nascita del Football Club Catania e dunque le conseguenti pratiche per l'iscrizione. Nessun dubbio ovviamente, ma tanta burocrazia. C'è poi il nodo allenatore. Al momento parrebbe corsa a due fra Ivan Javorčić e Luca Tabiani. Sotto l'aspetto tecnico si parte da una base comune, il 4-3-3, ovviamente sviluppato sul campo in modo diverso. Il calcio moderno è più una questione di atteggiamento che di schemi. Cambia tanto però sull'aspetto umano. Il primo, nativo di Spalato, è un sanguigno con spirito combattivo, potremmo dire un sergente di ferro. Il secondo preferisce imporsi con la mentalità e il gioco. Insomma, per lo spogliatoio, due modi di fare diversi. Anche su questo potrebbe basarsi la scelta, sempre che alla fine non spunti la sorpresa. Se sarà uno fra Javorčić e Tabiani, a breve, al massimo entro la prossima settimana, arriverà la comunicazione. Ma la presenza di Pellegrini non servirà solo a dare l'assenso per il nuovo tecnico. C'è il budget da definire ulteriormente, la famigerata cifra attorno ai 10 milioni che servirà per la prima squadra ma anche per giovanili, femminile e innesti in società. A proposito di società, Bresciano entrerà nel CDA con ogni probabilità da luglio. Il Catania inoltre parteciperà al bando per l'esternalizzazione del Massimino e con Pellegrini in questi giorni verrà data una sterzata verso la realizzazione del prossimo centro sportivo. C'è poi da definire la sede del ritiro, meta siciliana, che comincerà attorno al 20 luglio prossimo, anche in questo caso scelta a breve. Fermiamo qui, la TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.